Sottoscritto questa mattina a Sant'Artemio l'accordo per la redazione del piano di assetto del territorio comunale tra la provincia di Treviso e il comune. A firmare il presidente Leonardo Muraro e l'assessore all'urbanistica del comune di Treviso Sergio Marton. L'accordo riguarda la redazione in forma concertata del piano di assetto territoriale comunale. Grazie all'intervento della provincia, dunque, i tempi di adozione dell'importante piano urbanistico diventano più veloci perché concertati. Ora i professionisti incaricati dal comune stanno lavorando sul PAT, in seguito ci sarà l'adozione e poi verranno accolte le osservazioni da parte dei cittadini. Ma le indicazioni in massima si parla chiaramente, non si parla quasi mai di espansione urbanistica, ma eventualmente si parla di ristrutturazione urbanistica, di riconversione delle aree, di ristrutturazione eventualmente dei capannoni, eccetera. Però questo qua delle aree industriali, le aree industriali dismesse, è un problema che avrà il Comune di Treviso, così come tutti quanti i comuni della provincia e penso anche tutti quanti i comuni del nostro territorio nazionale. Una sottoscrizione importante e strategica con il fine di copianificare lo sviluppo territoriale del comune di Treviso e agevolare i percorsi burocratici. La provincia ha inoltre messo a disposizione tutta la sua documentazione per fornire nuovi ed efficaci strumenti. Chi non ha potuto venire lunedì mattina, e posso anche capire, ha tutto quanto il tempo per portare dei contributi direttamente scritti sul sito del comune, cioè non è una preclusione il fatto che uno non abbia potuto partecipare, uno ha 15 giorni di tempo per proporre al comune i propri contributi nel merito.